Di buon mattino ce ne andiamo, cantando con passione. Il sacco in spalla noi portiamo, ai piedi gli scarponi. Balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà. Oh, che felicità! Vogliamo godere il sole d'oro e l'acqua del ruscello, cogliendo mazzolin di fior, cantando ritornello. Balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà. Oh, che felicità! Lassù, lassù, vicino al cielo, sui monti all'imbrunire, si sente ancora quel ritornello, è l'ora di partire. Balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà, balderin, balderin, balderà. Oh, che felicità! Oh, che felicità! Camminare in montagna è anche sapersi fermare ritrovando la serenità. È questa la frase che ho coniato 3 anni fa pensando a questa Madonna che ho donato alla montagna. È un'idea che mi è venuta così, passeggiando. Mi sono sempre chiesto come mai una volta mettevano questi tabernacoli, queste madonnine, questi altari, questi piccoli segni devozionali che troviamo nei nostri borghi lungo i sentieri. Il motivo era semplice, anzi erano 3 i motivi. Uno innanzitutto era quello di avere un punto di riferimento geografico. Ci troviamo al Capitello, svolti a destra alla Madonnina. Un'altra motivazione era quella di tirare il fiato. Avete visto stamattina che dura che è arrivare qui? Sono pendenze importanti. Pensate, queste erano le autostrade dell'epoca. E quindi era un'occasione per fermarsi. Quassù c'è anche la croda del nonno e noi ci siamo sempre chiesti qual è l'origine di questo toponimo. Evidentemente il nonno era l'anziano che si fermava ad aspettare gli altri che andavano su in montagna a fare il fieno, a portare gli animali al pascolo. Ma poi c'era il motivo più importante di questi segni devozionali ed era quello di fermarsi un attimo a riflettere, fermarsi e avere un minimo di convivialità in un'epoca dove c'era molta più attenzione in questo senso. Oggi noi viviamo nella frenesia, siamo sempre più attratti da queste tastiere. Proprio ieri parlavo di questi leoni della tastiera che si atteggiano, fanno i loro commenti nel web, però poi quando ci si incontra e ci si guarda in faccia cade tutto e si ritorna come una volta. Io quello che voglio è mantenere le tradizioni di una volta, e quello che vedo oggi è esattamente quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri anziani quando si trovavano in montagna, ma non solo in montagna, anche giù in paese, nei borghi. Purtroppo oggi queste tradizioni stanno scomparendo. Io ho deciso quindi di donare questa Madonnina proprio per portare avanti la tradizione. Non è la nostalgia la mia che mi porta a fare questo. Certamente guardo indietro nello specchietto retrovisore, ma questo mi serve per guardare avanti, perché secondo me sicuramente la tecnologia, sicuramente il telefonino, sicuramente il PC servono, ma devono essere uno strumento, non un obiettivo. L'obiettivo è quello di trovarci tutti insieme, come stiamo facendo oggi. Per cui grazie di essere venuti così numerosi, grazie di ascoltarmi senza tanta pubblicità, vedo arrivare un afflusso di persone con queste pendenze, mi fa molto molto piacere.
Devo ringraziare ovviamente tutti voi qui presenti, ma anche le associazioni che mi hanno dato una mano. Quindi Valla Pisina Iniziative, che dopo la cerimonia ci aspetta giù al Borgo Collon per fare un brindisi tutti insieme. I cacciatori e tiratori di Vittorio Veneto, che si dedicano anche loro alla cura dei sentieri. Qui abbiamo tanti amici che si sono dati da fare per tenere in ordine questo sentiero, il proprietario della grotta, le famiglie Segat, che mi hanno dato la possibilità di accedere a questo magnifico landro cosiddetto in forma dialettale, dove ho posizionato la Madonnina. Ringrazio gli enti pubblici, abbiamo gli assessori, abbiamo i presidenti del CAI qui presenti, abbiamo Don Alessio Magoga, che è il direttore dell'Azione, il settimanale diocesano, dove io scrivo da qualche anno, e sono stati loro che mi hanno consentito di entrare in questo magico mondo del giornalismo. Grazie anche al coro CAI, che mi ha ascoltato, mi ha dato fiducia e quindi oggi ci allieterà con le loro splendide musiche. Spero di non essermi dimenticato di qualcuna, mia moglie ovviamente presente, perché lei è difficile ecco, è un miracolo portarla in montagna. E niente, che dire, grazie di cuore di essere qui presenti, speriamo che il tempo ci assista anche in futuro come lo ha fatto oggi, al contrario dell'anno scorso, e do la parola nuovamente al coro e successivamente alla cerimonia religiosa. Grazie ancora. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Questo canto ci ha introdotti nella celebrazione eucaristica e non dico molte parole, sarò molto sintetico anche perché il tragitto qua di salita mi ha portato via le energie, ma come sempre all'inizio della messa ci mettiamo davanti a Dio con molta umiltà e chiediamo insieme perdono delle nostre fragilità a Dio. Diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà.
pace in terra gli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che scegli i piccoli e i poveri per farli ricchi nella fede ed eredi del tuo regno, aiutaci a dire la tua parola di coraggio a tutti gli smarriti di cuore, perché si sciolgano le loro lingue e tanta umanità malata, incapace perfino di pregarti, canti con noi le tue meraviglie. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola di Dio che verrà proclamata. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso, sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Loda il Signore, anima mia. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici da giudizi perversi?
Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi nel regno, promesso a quelli che lo amano? Rendiamo grazie a Dio. Gesù annunciava il Vangelo del Regno e guariva ogni sorta di infermità nel popolo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo emise un sospiro e gli disse Effatà, cioè apriti, e subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano ha fatto bene a ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Parola del Signore. Non vi dico di sedervi perché... Allora, come dicevo, cercherò di essere essenziale. Allora, intanto ringrazio Giovanni dell'invito per questa celebrazione, anche per me è un momento bello, interessante e prezioso, questo ritrovarsi in un luogo così come la natura ci regala e ci dona. E mi verrebbe da fare questa prima considerazione accanto e insieme alle motivazioni che ha ricordato Giovanni all'inizio di questo nostro incontro. Credo che questi luoghi così che costellano le nostre montagne, dove troviamo dei luoghi di preghiera o delle croci o dei segni di fede, siano motivati anche da un quarto aspetto, potremmo aggiungerlo a quelli che ha ricordato Giovanni, e vale a dire, forse non tutti, ma insomma una buona parte delle generazioni che ci hanno preceduto aveva la capacità di percepire un po' la presenza di Dio in quella che era la vita di tutti i giorni. Credo che questi luoghi testimonino anche questo. E noi questo l'abbiamo un po' perso con l'andare del tempo. Facciamo fatica a scorgere dentro a quella che è la vita ordinaria, in qualche modo il passare di Dio, l'essere presente di Dio nella nostra vita. E quindi ogni tanto va bene, credo, anche celebrare la messa all'aperto in un luogo diverso, perché forse questo ci aiuta a ricordare come Dio non è presente soltanto nei luoghi sacri per eccellenza come le chiese, i templi o queste realtà particolari, ma è presente anche, forse in modo ancora più significativo e più evidente, nel mondo, nel creato, che può essere la vita di tutti i giorni o la bellezza del creato. Quindi penso che questi luoghi testimonino la fede delle generazioni che ci hanno preceduto, una fede che aveva la capacità di percepire e di sentire Dio presente così nella vita delle persone, nel creato, nel mondo. Ecco, credo che questo noi dobbiamo veramente recuperarlo, se no perdiamo delle tradizioni, dei valori, ma direi un modo di vedere la realtà. Ecco, la fede non è soltanto un insieme di concetti, di contenuti, di pensieri, è anche proprio un modo di vedere la realtà, un modo di concepirla, di percepirla, di sentirla.
e secondo me è un senso in più, una capacità in più che ci permette di cogliere la realtà nella sua più grande ricchezza. Prima Giovanni faceva cenno ai computer, ai leoni di tastiera, a questo mondo estremamente interessante che però a volte ci porta a vedere la realtà soltanto in una prospettiva un po', come potremmo dire, tecnico-scientifica, no? Invece c'è molto di più nella realtà, il mondo degli affetti, ma anche il mondo di Dio che si intreccia nella nostra vita. Ecco, quindi questo era un pensiero e l'ho concluso, ce n'è un secondo e mi avvio a finire. Salendo, ho visto anche qui un merito che va dato agli organizzatori, a Giovanni in particolare, era facile arrivare qui perché c'erano tutti i segnavia, no? Messi molto bene, quindi era impossibile sbagliarsi. E mi è venuto in mente quello che forse molti di voi o alcuni di voi l'hanno conosciuto, diceva Don Silvano De Cal, che tra poco, tra qualche mese, insomma, ricorre l'anniversario della morte. Proprio le ultime parole che ha detto ai suoi compagni di cammino il giorno della morte era quello stava facendo un discorso sui segni, proprio rivolgendosi a Don Alberto Basso, un suo grande amico, diceva: vedi, qua c'è un cammino, ci sono dei segnavia che ti permettono di camminare sereno, tranquillo, perché ti dicono guarda che questa è la strada. E diceva: anche i sacramenti sono dei segnavia. I sacramenti ti dicono guarda questa è la strada, vale a dire i sacramenti, l'Eucarestia in modo particolare, questi sono gli strumenti attraverso i quali puoi dare un senso, un orientamento alla tua vita. Soprattutto ti dicono che chi li ha vissuti e chi te li offre, Cristo, perché i sacramenti prendono origine da Lui, il suo stile di vita è uno stile di vita che può essere percorso, no? Perché è Lui che ti traccia il sentiero, che ti traccia il cammino. Tu puoi seguirlo, puoi andargli dietro. E concludeva così: la vita come quella di Gesù, cioè una vita donata agli altri, è una vita percorribile, è una vita bella che si può seguire, quindi anche noi continuiamo il nostro percorso. Così diceva Don Silvano proprio pochi istanti prima di morire. Mi paiono proprio delle belle parole che ricordano anche a noi il senso della fede che ci aiuta a vedere la realtà in modo più ampio, il primo pensiero, ma anche l'opportunità che ci viene data tramite i sacramenti a riscoprire, direi, questo senso della fede e a vedere in questo senso della fede una via percorribile e anche bella. Ecco, ci aiuti il Signore a realizzare sia un aspetto come l'altro. Professiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ascolta le nostre suppliche e le nostre preghiere e non resta indifferente a chi chiede con cuore umile ciò che è buono e giusto. Diciamo insieme: ascolta, Signore, la nostra preghiera. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per la Chiesa, perché testimoni senza ambiguità e compromessi la giustizia di Dio.
che soccorre i piccoli e sconvolge le vie dei malvagi. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per i consacrati a servizio di Dio e degli uomini, perché non lasciano catturare dalla logica del mondo, ma portino in esso la sapienza di Dio. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per i sofferenti e gli sfiduciati, perché confidino nell'aiuto del Signore che può trasformare il loro cuore in luogo di consolazione e di pace. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Per noi, perché le nostre riunioni siano libere da favoritismi personali e pregiudizi, a immagine di Dio che sceglie e ama ciò che è scartato dal mondo. Preghiamo. Ascolta, Signore, la nostra preghiera. Affidiamo a Dio anche le intenzioni che abbiamo nel nostro cuore. Preghiamo anche per fratelli defunti, per Don Silvano e quanti vogliamo ricordare al Signore. Li accolga Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, che bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra. Che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra. Dio è il Signore mio rifugio, la roccia in cui confio. Ecco, sia il Signore nostro nome, vita divina di quelli che trasforma la nostra natura umana. Alzerà, ti solleverà su ali Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo divino. dell'alba ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrà. La qualità divina sia il Signore nostro, una vita divina di colui che trasforma la nostra natura umana. Della notte, le freccia che vola di giorno, 1000 cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Ti alzerà, ti solleverà su ali d'aquila, ti reggerà sulla brezza dell'alba, ti farà brillare come il sole, così nelle sue mani vivrai. Ti alzerò, ti solleverò su ali d'aquila, ti reggerò sulla brezza dell'alba, ti farò brillare come il sole, così nelle mie mani vivrai. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te, nella celebrazione di questo mistero, la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzi la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo Figlio dilettissimo. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno
della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti dei quali hai conosciuto la fede e si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo e gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace,
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
fede più che mai. Vieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, e per sempre la tua strada, la mia strada resterà, nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò, con la mano nella tua camminerò. Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola del pane di vita, per questi doni del tuo Figlio aiutaci a progredire costantemente nella fede, per divenire partecipi della sua vita immortale, per Cristo nostro Signore. Amen. Concludiamo con la benedizione del Signore, che ci accompagni nel tragitto di ritorno, ma così anche in tutta questa nuova settimana che si apre con la domenica. E concluderemo con un canto alla Madonna, giustamente anche proprio per affidarci a Maria e alla sua intercessione, affidare a lei le nostre famiglie e le nostre comunità. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore, dai cori angelici, dall'alma mia, Ave Maria, Ave Maria, nel fosco esilio, fulgida stella, sei nostro gaudio, Vergine bella. Ascolta il cielo, ogni alma mia, Ave Maria, Ave Maria. Prima di lasciare la grotta, vorrei qui con me, in rappresentanza del comune di Vittorio Veneto, che mi ha dato il patrocinio alla festa, l'assessore Costa per un saluto. Sì, grazie. Ovviamente il saluto sarà molto ristretto. È la prima volta che io sono salito quassù. Veramente è un po' faticoso. È un gioiello questo che va ad arricchire le nostre colline, le nostre montagne, e quindi ci aiuta a riscoprire il nostro territorio. E il ragionamento che voglio fare è questo: al di là oltre alle considerazioni iniziali di Giovanni, permeate poi dalla riflessione sulla presenza del creato, del creatore, quindi volevo aggiungere una cosa. Venire su costa fatica, non giochiamo con le vocali chiuse o aperte, costa fatica, però costa fatica anche fermarsi e pensare,
Perché noi oggi com'è la nostra vita? Corsa al supermercato, vai all'asilo, prendere i nipoti, incollati al televisore, al computer e quant'altro, no? Troviamo pochissimi momenti di fermarci e riflettere. Cioè, chiedo solo una cosa: quanti di noi negli ultimi 7 giorni si sono fermati a pensare, a riflettere sulla propria persona, a riflettere sui problemi della famiglia, sui rapporti con i figli o i nipoti o quant'altro, sul lavoro? Ecco, fermarsi e pensare. Ecco, io questa location, diciamo, la vedo come una opportunità per fermarsi e per pensare, perché anche pensare e riflettere costa. Grazie. Grazie all'assessore Costa. E proprio a proposito di fermarsi e pensare, questa frase che insomma ho coniato 3 anni fa parte di questo santino che vorrei che ognuno di voi portasse a casa, e c'è proprio questa frase che ricorda di fermarsi e pensare. Ecco, magari se il parroco vuole dare una benedizione e poi potete attingere tutti a questo santino. Poi vi ricordo che giù a Borgo Collon c'è questo rinfresco offerto da Valla Pisina Iniziative, un brindisi, e concludiamo così questa splendida giornata. Grazie a tutti. Una benedizione c'è già stata durante la messa, penso che possa essere sufficiente, e tutte le volte in cui leggeremo questo piccolo ricordo che ci viene ora consegnato, ricordiamoci del posto, della fede, del creato e degli spunti che ci sono stati dati. Molto bello anche questo che ci è stato appena suggerito ora, dell'importanza del fermarsi a pensare. Bene, adesso ve lo porto io, ve lo distribuisco io se